dalle stelle alle stalle. Diciamoci la verità, ogni ciclista in questo periodo ha bisogno di stimoli e quindi cosa c'è di meglio che attaccare il numero alla bici? Rivoli Veronese, inizia la stagione 2025. Com'è andato il weekend? Un po' complicato da spiegare, ci arriviamo tra poco. Ciao biker, buongiorno da Rivoli Veronese. Sabato 8 febbraio, come l'anno scorso, domani correremo la prima gara qui appunto a Rivoli Veronese, paleoliche, vento fresco, è tornato l'inverno dopo un sacco di giornate belle calde, ma domani parteciperemo alla prima tappa del 2025, la Mesa Winter. Andiamo a provare. Prima salita molto veloce, si va verso le paleoliche, questo sarà il vialone dell'area box. La strada diventa sentiero, abbastanza stretto, difficile superare qui, però è bello battuto, quindi comunque si andrà su abbastanza veloce. Leggero pianoro che spezza la salita, che però non è molto lunga, e si comincia a scendere per andare a prendere quella principale. Inizia la salita principale, una salita da 3 minuti, fatta così, insomma non è particolarmente lunga, però fatta forte, secondo me si fa sentire come l'anno scorso, ogni giro diventerà sempre più dura. Arrivati in cima a questa salita si prende una variante a destra, qui invece è importante stare a sinistra subito appena inizia a scendere, perché è abbastanza sporca, è una strada bianca, ma lo strato di sassi e di polvere non è così piccolo e quindi di conseguenza si rischia un po' una chiusura di anteriore. Curva secca a destra, un piccolo pianoro prima di ricominciare a scendere. Sfruttiamo tutti gli appoggi che ci aiutano a girare meglio con meno rischi e mantenendo più velocità. Qui la componente fondamentale secondo me è l'abilità nel saper mantenere la velocità in ogni punto, perché è un circuito, un percorso molto fisico e dove se ogni curva si perde qualcosa e bisogna rilanciare si rischia di arrivare a metà gara già cotti. Si tira già sul telescopico qui perché adesso si sale e si torna su nel campo che avete appena visto. Qui briciolino, l'anno scorso qui tante cadute, cerchiamo di andare abbastanza forte ma non troppo, senza esagerare. Ehi. Là, e da qua si sale, qualche strappetto dentro al bosco che adesso vi faccio vedere. La salita inizia da qui, questa è quella un po' più severa, pur essendo la principale, quella di prima in asfalto, questa risulta essere un po' più faticosa per la tipologia di terreno che si incontra. Anche qui, salvo trovare qualcuno che ti faccia passare, è veramente difficile perché è stretto, è scassato. C'è una linea che è quella giusta e le altre non dico ti fanno mettere il piede a terra perché non è così difficile, però insomma neanche proprio banale. Discese conclusive e si passa sotto lo striscione di arrivo, dove chi passerà per primo sarà il vincitore della Mesa Bike 2025. Un percorso fighissimo, scorrevole, battuto, quel tecnico che ti fa divertire un casino. Ora filmettino, relax e in poche parole sembra sia tutto perfetto per iniziare questo 2025 col piede giusto, vero? Non proprio un buon giorno quello da Rivoli Veronese stamattina, piove, c'è vento forte, le condizioni non sono ottime per fare una gara, però a dire la verità non sta neanche piovendo più di tanto, quindi dai, speriamo che si calmi un po' il meteo. In teoria dovrebbe proprio rallentare alle 10 orario di partenza, vediamo, sto andando a prendere il numero. Quest'aria in faccia,
oggi ne prenderemo tanta. Scherzi a parte, vedo lo striscione di partenza e arrivo, non c'è particolare, non ci sono condizioni particolari che mettano un po' a rischio la partenza, si partirà di sicuro. Ci siamo amici, ci siamo! Fa sempre più freddo, no, forse 1 grado, la temperatura si è alzata, sono io che mi sono spogliato. Ora vediamo, abbiamo optato per un pantalone lungo e sopra invece canottiera, maglia maniche corte, manicotti, gilet, poi questo giubbetto antivento, antipioggia, me lo tolgo in partenza. Speriamo di aver fatto la scelta giusta, occhiali fotocromatici come sempre, mi trovo bene in qualsiasi occasione. Vediamo, ci vuole anche un po' di fortuna in queste occasioni. Come sono le sensazioni? Ho riunita la gang del bosco. Siamo a Calpe qua. Siamo a Calpe, fa freddo. Hai provato? Com'è il giro? Ma in realtà tiene adesso. Tiene? Sì, non è malvagio. Bene, anche ieri teneva. Come hai? Aspetta. Sì. Perfetto. Oro. Quando secondi vuoi vai. 10 secondi alla partenza. Ale. Si parte, buona stagione a tutti. Partenza in prima fila, quindi problemi in meno, soprattutto il fango che salta su dalle ruote di chi ti precede. Entro per secondo alla prima curva e wow, come si scivola. Dai, vediamo di prendere la ruota di chi sta davanti senza esagerare, ma mamma mia ragazzi, ma le gambe dove le ho lasciate? In camper? Cioè, guardate come mi saltano via. Inizia la salita, cerco di stare qui attaccato a loro ma senza spingere troppo. Va bene, scherzavo, niente da fare. Ora scendiamo verso l'area tecnica e prendiamo la salita principale in asfalto. Oh mamma mia ragazzi, che situazione, le gambe aspettando in griglia si sono letteralmente congelate. Ebbene, generalmente in questi casi ci sono 2 opzioni. La prima è continuare a spingere a tutta come sto facendo, ma il più delle volte non è quella giusta. Diciamo che si rischiano più infortuni e comunque continuare a spingere da freddi ti fa accumulare la quantità di lattato che potrebbe produrre un cavallo. La seconda invece è rallentare, lasciare il tempo alle gambe di scaldarsi di nuovo e accelerare una volta che la situazione migliora. Se migliora. E quindi li lasciamo andare, cercando di evitare di far danni. Beh, volendo fare una battuta direi per fortuna che ho un ragazzo davanti a piedi, almeno ho la scusa per andare piano. Si torna a salire verso le pale eoliche e comincia a vedere qualcuno davanti che rallenta. Ale. Quando vuoi passare per favore. Ebbene vedete? Non lo conosco ma credo che lui abbia fatto l'errore di cui vi parlavo poco fa. Da freddo ha esagerato nella prima parte di gara e ora purtroppo la paga. Non che io sia messo molto meglio, guardate come mi arriva da dietro. Ole! Ah ragazzi, sono congelato e le gambe proprio non migliorano, anzi, salgo ancora un po' ma sto soffrendo veramente un casino e oltre a quello non voglio neanche rovinare la gara agli altri che in un percorso così stretto mi troverebbero in mezzo. Non avrei mai voluto iniziare la stagione in questo modo, ma credo che purtroppo l'unica soluzione sia questa. Non sento niente, neanche le mani. No, io lo posso. Non sta a preoccuparti. Dopo ti Lascia che si riscaldi prima lui. Il problema sono loro adesso. Che stanno bene loro. calda, giuro. Sì, ma mi viene da vomitare. Se sei bianco, via che te vai a scaldarti subito da come dai. Oh, mi spiace per favore. Già, con molto dispiacere devo annunciarvi che la prima gara di stagione termina con un ritiro. Tanti ragazzi hanno corso in pantaloncini corti e io, con quelli lunghi, ho dovuto alzare bandiera bianca. Non è un gran problema, siamo a febbraio e faccio tempo a stufarmi di far gare ora di fine stagione. Tuttavia mi dispiace molto per chi è venuto a vedermi, ma soprattutto a farmi assistenza. Il lato positivo è che comunque sabato stavo veramente bene fisicamente, il che mi fa pensare che sto andando nella direzione giusta e quindi, che dire, ci vediamo tra un paio di settimane alla prossima gara.